Va ora in onda La chiusura delle borse, realizzato in collaborazione con Il Sussidiario. Radio Libertà, in collaborazione con Il Sussidiario TV, presenta La chiusura delle borse di oggi. Buonasera, andiamo a vedere gli aggiornamenti sulle principali borse europee per quanto riguarda oggi, martedì 23 giugno. Giornata complessivamente negativa per i mercati del vecchio continente, maglia nera per Piazza Affari che chiude con un meno 1,21%. Sessione debole anche per l'euro-dollaro con un meno 1,48%, pesante invece l'aumento dello spread, il differenziale tra BTP e Bund si attesta a 73 punti base. Per quanto riguarda il petrolio, giornata negativa anche per il petrolio che scambia a $73 al barile con un calo dell'1,35%. Per quanto riguarda Piazza Affari, i titoli migliori Amplifon, Inuit e Saipem, i titoli peggiori invece STM, Stellantis e Prysmian. Grazie per averci seguito e buona serata. Avete ascoltato La chiusura